Buongiorno, le principali notizie. Corruzione in cambio di utilità. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, è indagato dalla Procura di Palermo per 2 finanziamenti risalenti al 2023. A Siracusa, agguato ieri sera ad Avola, un pregiudicato di 48 anni ucciso a colpi di pistola dopo un inseguimento in auto, l'omicidio davanti a testimoni. Da Messina il ministro degli esteri Tajani lancia un appello perché l'Europa sia più forte. Alla presenza di rappresentanti dei Paesi membri dell'Unione si sono aperte le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina. Operaio di 26 anni muore folgorato durante il montaggio di un impianto fotovoltaico a Menfi nell'Agrigentino. La famiglia chiede che si faccia chiarezza. La permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica a Taormina, legata all'approvazione della rete ospedaliera regionale, quanto emerso dalla seduta della Commissione Sanità all'ARS. Intanto prosegue il presidio permanente davanti al San Vincenzo dei genitori dei piccoli pazienti. A Palermo è inaugurata la sala operativa unica per il controllo e il monitoraggio degli incendi in Sicilia. Spiagge libere e solarium a Catania, l'inaugurazione prevista sabato, mentre polemica sui ritardi e sui lavori che non sarebbero a regola d'arte. Calcio, il presidente del Catania Pelligra in città da giorni ha ringraziato i tifosi per la fiducia. Il Palermo, ufficializzato Inzaghi, ha già la testa al calcio mercato. Buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque, corruzione in cambio di utilità. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, è indagato dalla Procura di Palermo per 2 finanziamenti risalenti al 2023. Ci dice tutto Maglio Viola. Corruzione in cambio di utilità. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, è indagato dalla Procura di Palermo per 2 finanziamenti risalenti al 2023 per un importo totale di 300.000 euro. Secondo le accuse mosse dai sostituti procuratori Andrea Fusco e Felice De Benedettis, in base alle indagini delegate alla Guardia di Finanza, Galvagno avrebbe ottenuto incarichi professionali, in realtà mai svolti, per la sua portavoce Sabrina De Capitani e per il suo addetto stampa Salvatore Pintaudi, a fronte di finanziamenti rilasciati dalla Regione. Si tratta di 100.000 euro per i concerti Un Natale Magico della Fondazione Dragotto, tenuti il 20 e il 21 dicembre 2023 al Teatro Politeama di Palermo e al Bellini di Catania e destinati ai ragazzi con marginalità sociale. Altri 200.000 euro invece è il contributo alla società Punte a Capo di Nuccio La Ferlita, noto impresario dello spettacolo in Sicilia, sempre per Natale e Capodanno 2023, stavolta nel catanese. I contributi vennero rilasciati dall'assessorato regionale alle attività sociali e al lavoro e da quello al turismo e spettacolo, in base a provvedimenti inseriti nella manovra di variazioni di bilancio del 2023, ma per gli investigatori la corruzione sta negli incarichi offerti subito dopo ai collaboratori di Galvagno. Il presidente dell'ARS è a conoscenza dell'indagine dall'inizio dell'anno e ha chiesto di essere ascoltato, ma il procuratore Maurizio De Lucia e l'aggiunto Paolo Guido lo hanno sentito soltanto la settimana scorsa. Galvagno aveva chiesto già a gennaio di parlare, ma solo adesso ha avuto l'opportunità di raccontare la sua versione, in base alla quale i collaboratori non lavorano in esclusiva per lui e quindi non ha nulla a che vedere con gli altri incarichi che gli vengono offerti. Nessun commento dalla procura, mentre l'indagine resta coperta dal più stretto riservo. C'è stato un agguato ieri sera ad Avola, nel Siracusano, un pregiudicato di 48 anni, inseguito e ucciso a colpi di pistola davanti a diversi testimoni. Desiree Ferlito. Inseguito davanti a numerosi testimoni e poi ucciso a colpi di pistola. È deceduto così nella notte all'ospedale di Maria Paolo Zuppardo, 48 anni, vittima ieri sera di un'aggressione nei pressi di Mattarella ad Avola. Da una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato vittima di un agguato. Immediati i soccorsi e il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale di Avola, dove l'uomo è deceduto poco dopo per le lesioni riportate. Non è escluso che già nelle prossime ore la polizia possa chiarire quanto accaduto e rintracciare i responsabili. Zuppardo anni fa era stato indagato nell'ambito dell'operazione dei carabinieri Eclipse, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione aggravata. Minacce aggravate nei confronti del giornalista Paolo Borrometi, oltre che per minacce verbali all'ex sindaco di Avola, oggi parlamentare nazionale, Luca Cannata. A Messina si sono aperte le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina del 1955. Era presente anche il ministro degli esteri Tajani. Sentiamo Francesco Triolo.
70 anni dalla prima firma per l'Europa si sono aperte a Messina le celebrazioni per il 70° anniversario della conferenza di Messina Taormina del 1955 che fece da apripista alla costituzione dell'allora Comunità Economica Europea, un evento che ha visto tornare nel Salone delle Bandiere i ministri degli esteri dei paesi protagonisti in quell'occasione. Per l'Italia c'era il ministro degli esteri Antonio Tajani, insieme a lui anche il presidente della regione Renato Schifani, i rappresentanti degli Stati membri dell'Unione Europea, dei paesi candidati e potenziali candidati e delle istituzioni europee. Le celebrazioni si sono aperte con un momento commemorativo dedicato alla figura di Gaetano Martino. Da Tajani è arrivato un appello per un'Europa più forte. Con l'Europa contiamo. Con l'Europa siamo in grado di proteggere meglio i nostri concittadini. Se pensiamo di fare da soli, siamo destinati a essere marginalizzati e sconfitti, quindi non c'è altro percorso se non quello europeo. L'Europa deve contare, anche perché quello che sta accadendo accade nel Mediterraneo e quindi noi dobbiamo assolutamente fare in modo che il Mediterraneo diventi sempre più un mare di pace. Dobbiamo lavorare per una de-escalation e costruire la pace. Non è facile, è vero, però bisogna essere testardi, come furono testardi i signori che firmarono un atto qua a Messina con l'impegno di un grande padre dell'Europa che era Gaetano Martino. Quindi il trasferimento a Taormina, dove si terrà 1 o 2 giorni di convegni e panel alla presenza anche della commissaria dell'Unione Europea per l'allargamento Marta Kos, argomenti di strettissima attualità, dal ruolo dell'Europa nel Mediterraneo al tema dell'integrazione e della difesa europea. Disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio di 26 anni rimasto ucciso mentre lavorava ad un impianto fotovoltaico a Menfi, nell'Agrigentino. La procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta e la famiglia chiede che si faccia chiarezza. Manlio Viola. Sarà l'autopsia a dover chiarire le esatte cause cliniche della morte di Samuel Scacciaferro, l'operaio di 26 anni di Caccamo nel Palermitano, morto mentre eseguiva alcuni lavori a Menfi, nell'Agrigentino. La procura di Sciacca, competente per territorio, ha disposto l'autopsia sul corpo del malcapitato, rimasto folgorato da una scarica elettrica mentre stava lavorando a un impianto fotovoltaico in contrada genovese. Il parco in questione è stato posto sotto sequestro e sono tuttora in corsa accertamenti tecnici e la raccolta delle dichiarazioni dei testimoni. La ricostruzione dell'incidente e la regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell'impresa proprietaria dell'impianto sono affidate ai carabinieri. La famiglia ha dato mandato all'avvocato Giuseppe Canzone di seguire la vicenda. Bisognerà fare piena luce su tutti gli aspetti di questa tragedia, a partire dalle mansioni assegnate a Samuel, ai percorsi di formazione e sicurezza previsti dalle norme di prevenzione, fino all'organizzazione e alla sicurezza generale del cantiere, dicono i familiari in una nota ufficiale. Le istituzioni, le aziende, le organizzazioni sindacali e tutta la società civile hanno il dovere di impegnarsi concretamente e non solo a parole per garantire condizioni di lavoro sicure, formazione adeguata e controlli rigorosi. Nessuna famiglia dovrebbe trovarsi a piangere un figlio partito per lavorare e mai più tornato. L'amministrazione comunale è vicina alla famiglia che vive questa nuova tragedia, dice il sindaco Franco Fiore. Caccamo perde un altro figlio in circostanze tragiche. Morti bianche e femminicidio sono le piaghe di questi anni e il nostro paese le vive sulla propria pelle, al pari del resto d'Italia, conclude il primo cittadino, ricordando anche la vicenda di Roberta Siragusa. Nuove minacce al presidente del Tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna. Ha trovato un foglio di giornale con il suo nome e delle croci, intensificata la vigilanza. Lorena Dolci. Quando fiction e realtà si incrociano, mentre nelle aule del Tribunale di Palermo si girava il film su Francesca Morvillo, magistrato e moglie di Giovanni Falcone, un'altra donna magistrato finiva nel mirino. Proprio in quei giorni, era l'agosto scorso, qualcuno si intrufolava nelle stanze e lasciava all'interno di un fascicolo un foglio di minacce. Devi smettere di occuparti dei figli degli altri. Claudia Caramanna non si è fermata e neanche le minacce. In questi giorni è stato trovato un altro ritaglio di giornale con la foto di Falcone e sopra la scritta Caramanna e poi una croce grande e 3 croci piccole. Il motivo? La presidente del Tribunale dei minori di Palermo ha continuato a sentire le mogli dei 180 boss arrestati nell'ultimo blitz della DDA. Ad ognuna ha spiegato che c'è un'alternativa ai propri figli, che possono andare via e ricominciare lontano da dove sono cresciuti. È il messaggio del protocollo Liberi di scegliere, ideato dal presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, Roberto Di Bella, e finito alla base di una legge regionale
regionale e di un protocollo nazionale. Un messaggio rivoluzionario che mina alla base il potere mafioso. Alla procura per i minorenni di Palermo i fascicoli per la decadenza dalla responsabilità genitoriale sono passati da 33 a 123. Le famiglie dei boss mostrano di non gradire. Alla giudice, che da mesi vive sotto scorta, è stata intensificata la vigilanza. Nuova attività esplosiva al cratere di Sud-Est sull'Etna e quanto emerge dal monitoraggio dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio di Catania. Il modello previsionale indica che un'eventuale nube eruttiva prodotta dall'attività in corso si disperderebbe verso nord, spiegano dell'INGV, sottolineando che la presenza della copertura nuvolosa limita l'osservazione dei dettagli dell'attività in corso. Alle 21 di ieri, spiegano dall'Istituto, l'ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato una tendenza all'incremento, pur se con andamento oscillante, sino a raggiungere nel corso della notte un livello alto. Adesso ci occupiamo della permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica Bambin Gesù a Tormina. Dipenderà dall'approvazione della rete sanitaria regionale, quello che è trapelato dopo la seduta della Commissione Sanità all'Ars che ha affrontato il caso del CCPM. Fuori dall'ospedale intanto San Vincenzo prosegue il presidio dei genitori dei piccoli pazienti. Francesco Triolo. Rassicurazioni sulla permanenza del centro di cardiochirurgia pediatrica arrivano da Palermo e dalla Commissione Sanità dell'Ars, dove oggi si è discusso proprio del mantenimento del presidio a Taormina. L'ASP di Messina ha annunciato, il manager QC lo ha inserito nella comunicazione tecnica inviata alla Regione sulla rete sanitaria provinciale insieme alla copertura finanziaria, intanto sino a dicembre 2025, ma c'è la necessità di alcuni passaggi tecnici per l'inserimento nella rete sanitaria regionale che sarà discussa nei prossimi giorni. Intanto prosegue il presidio del Comitato dei genitori dei piccoli pazienti fuori dall'ospedale. La preoccupazione è sempre viva se prima non arriveranno notizie certe sul futuro della struttura, perché al CCPM di Taormina ci sono bambini e bambine nati, cresciuti e tenuti in vita attraverso terapie specifiche sperimentali. Su di noi non c'è soltanto quindi la spada di Damocle, diciamo, della salute, dell'imprevisto a livello di salute dei nostri figli, dei nostri cari, ma adesso si deve aggiungere in maniera, e perché si deve aggiungere non si capisce, questa problematica delle tempistiche, del dubbio sul quando, sul dove, sul come, non va bene. Questo centro è importante per noi, perché senza questo centro noi dove andremo? Il mese scorso mia figlia ha iniziato una terapia sperimentale con un farmaco sperimentale per il cuore e deve essere monitorato costantemente. E se il 31 luglio finirà tutto, io devo portare mia figlia. Io non voglio vedere mia figlia, questa è la mia preoccupazione. A Palermo è inaugurata la sala operativa unica per il controllo e il monitoraggio degli incendi in Sicilia. Emanuela Corsi. Potenziare il sistema di controllo e monitoraggio antincendio in Sicilia, riunendo Protezione Civile e Corpo Forestale nel periodo antincendio anche Vigili del Fuoco. Alla vigilia della stagione estiva la Regione siciliana si dota di una nuova sala operativa unica, inaugurata a Palermo nella sede di Sicilia Digitale, con l'obiettivo di ottimizzare il coordinamento delle forze in campo e di garantire interventi antincendio più rapidi ed efficaci. La sala è composta da un settore dove viene svolta l'attività operativa del Corpo Forestale per il coordinamento degli interventi. Le segnalazioni degli incendi arrivano tramite il 1515 o attraverso le torrette di avvistamento. Sui maxi schermi vengono segnalati incendi ed interventi aerei. La parte delle operazioni di terra invece viene svolta nei centri operativi provinciali che coordinano le squadre del Corpo Forestale e della Protezione Civile. È un passo in avanti che prelude all'inaugurazione l'anno prossimo della Control Room che attraverso riprese dall'alto controllerà tutto il territorio, questo grazie a fondi del PON Legalità messici a disposizione del Governo nazionale che erano quasi persi e che abbiamo recuperato grazie alla sensibilità del Ministro Piantedosi. La stagione degli incendi è già iniziata ed in Sicilia è già allerta, complice il clima caratterizzato da caldo e scirocco. Secondo uno studio effettuato dall'ISPRA nel 2024, l'isola è stata la regione con la maggiore estensione di incendi boschivi, con una superficie complessiva di oltre 17.000 ettari ridotti in cenere. Una breve pausa e poi a Catania, dove ci sono polemiche per l'installazione dei solarium.
Spiagge libere e solarium avanti piano a Catania, l'inaugurazione prevista sabato, ma già polemiche sui ritardi e molti lavori non sarebbero a regola d'arte. Immancabile poi la spazzatura. Tonino De Mana. Con grave ritardo rispetto al passato si avvicina il momento dell'apertura delle spiagge libere della Playa, del solarium di Ognina e della passerella per disabili di San Giovanni di Cuti. L'inaugurazione ufficiale, mal tempo permettendo, dovrebbe avvenire sabato 21, come abbiamo anticipato domenica scorsa, ma alla spiaggia libera numero 3, ribattezzata Stromboli, gli amanti della Tintarella la frequentano già da oltre 2 settimane. C'è il servizio di salvataggio, ci sono le docce, ci sono i parcheggi, sempre a pagamento, e purtroppo c'è l'immancabile spazzatura che dà il benvenuto ai bagnanti. A ridosso della passerella, in alcuni punti non certo realizzata a regola d'arte, con viti filettanti sporgenti, si trovano rifiuti e numerosi cocci di vetro, alcuni di questi riversati e mischiati sulla sabbia. Capitolo disabili: non ci sono le scivole, mancano percorsi ad hoc, come denuncia questa signora. La cosa che manca, che è fondamentale, è una bella passerella per i disabili, per i diversamente abili, perché noi possiamo andare. Una cosa che il comune forse non ci ha pensato, e noi per le persone che hanno bisogno dobbiamo pensare ancora di più. Da sindaco pensiamo molto più per i disabili e un pochino per meno alle persone abili o alle persone magari che possono fare di più. Pensiamo per chi non può. Imbarazzante la situazione alla spiaggia libera numero 2 Vulcano, con cumuli di immondizia all'entrata ed un cantiere aperto per l'abbattimento di vecchi manufatti. Scenario immutato malgrado qualche intervento di pulizia alla spiaggia libera numero 1 Etna, dove l'unica montagna è quella delle decine di bottiglie accatastate a ridosso del varco principale. Intanto prosegue il montaggio del solarium del nautico ad Ognina. Conclusa la piattaforma principale, è in corso il montaggio delle scalette per l'accesso a mare. Per il cinema da oggi nelle sale italiane il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, con 2 attori siciliani di eccezione, Nino Frassica e Alessio Vassallo. Il film si intitola Arrivederci, tristezza. Eva Spampinato. Se mia figlia t'ha lasciato, un motivo ci sarà. Un film che parla di seconde possibilità con un punto di vista maschile lontano dagli stereotipi delle cronache attuali. Buongiorno tristezza. Arrivederci tristezza, il nuovo film del regista catanese Giovanni Virgilio, dal 19 giugno nelle sale italiane, è stato presentato in anteprima al Taormina Film Festival con un ottimo successo di pubblico. Complici gli amatissimi protagonisti, tutti siciliani: Alessio Vassallo, che interpreta Aldo, quarantenne mollato dalla storica compagna di 15 anni, e Nino Frassica, un terapeuta sopra le righe. E poi un tema super attuale, il ghosting. Io neanche sapevo l'esistenza di questo termine. Ghosting. Sparire come un fantasma, senza dare nessuna spiegazione. Quando vieni costato, vieni lasciato, e qui è un film al maschile, gli uomini non devono andare a compiere quello che leggiamo purtroppo sulle cronache dei giornali, ma possono essere assistiti, in questo caso, da uno psicoterapeuta, che vi assicuro che è serio in questo film, che è Nino Frassica. E soprattutto poi la cosa bella è che si comincia a parlare, che è una cosa che manca in questo periodo, la comunicazione tra i giovani e anche tra gli adulti. Siamo tutti chiusi nei telefoni. Invece parlare e confrontarsi ci fa anche capire che molte di queste persone hanno vissuto la nostra esperienza. Dottore! Ma si rende conto di che ora è? La prego, mi aiuti a calmarmi. È un dramedy, perché comunque c'è una parte di dramma e una parte di allegria, nel senso, anche perché per esorcizzare questa arrivederci tristezza l'allegria era importante. Con il supporto di un'amica e di un inedito psicoterapeuta, Aldo scoprirà che anche le ferite più profonde possono diventare il punto di partenza per un nuovo inizio. Ma ci racconta anche come esorcizzarla questa tristezza, come incamerarla e come conviverci. Il film, girato ad Acireale, racconta con dolce ironia e sensibilità come il cuore possa ricominciare a battere. Una breve pausa, poi il calcio con Catania e Palermo. Il presidente del Catania, Ross Pelligra, in città da giorni, nel consueto meeting con gli sponsor, ha voluto ringraziare i tifosi per la fiducia. Il Palermo, ufficializzato Inzaghi, lavora in vista della prossima stagione. Marco Gullà. A Catania da qualche giorno per programmare assieme al suo staff la prossima stagione, il presidente rosso-azzurro Rosario Pelligra ha partecipato ieri al consueto meeting di fine stagione con gli sponsor, ringraziando partner commerciali e tifosi rosso-azzurri. Un momento importante in cui il patron del Catania ha più volte sottolineato l'importanza dei fans del Catania. Voglio ringraziare tutti oggi, anche voglio ringraziare i nostri tifosi per hanno soffrito, però
dammi fiducia, signor Pan, per portare questo progetto avanti. Forza Catania! E il lavoro prosegue per porre le basi in vista del prossimo campionato, che per il Catania deve essere quello del riscatto. Palermo, arrivata all'ufficialità di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore, il DS Carlo Osti pensa alla costruzione della squadra. Non ci sarà una rivoluzione, ma sarà puntellata e impreziosita la rosa. Una delle opportunità attualmente prese in considerazione dal club rosanero riguarda Tommaso Augello, laterale mancino, classe 94, il cui contratto con il Cagliari è in scadenza, consentendo così un'acquisizione a parametro zero. In alternativa si valuta Bradaric, mancino croato di proprietà del Verona. Per quanto concerne la fascia destra, l'opportunità individuata è rappresentata da Lazovic, anch'egli in uscita dal club scaligero. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.